centrocampista polacco, ex Napoli, ora all'Inter. chi è ragazzi? B2, colpiti e affondati? Beh, E voglio! Ciao! Siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come starete leggendo dal titolo e dalla miniatura, una grande battaglia navale con i calciatori. non ci credo io. Un nuovissimo gioco qui su questi canali, su questi schermi. Chi ha mai giocato a battaglia navale? Penso un po' tutti quanti abbiamo giocato, però oggi versione calcistica. Infatti come vedete qui abbiamo già preparato delle griglie che voi ovviamente vedrete poi più tardi in grafica, sempre se non ho buttato il sangue per farle. E quindi niente, allora, in pratica come funziona? Abbiamo due squadre, innanzitutto due squadre composte da due giocatori, io e Fius contro Antonio e Mirko. Non ci credo. Chi è il capitano? Proprietario del canale. Io sono il capitano della Nazionale Creators, ragazzi. Già? Spoiler. No. Cominciamo. Secondo me c'è Senza spiegare, senza spiegare. navale non si può Perché, spiegare. cioè, in video l'abbiamo fatto su FIFA, ma in vita reale no, mai. Diciamo colpito e affondato. Chi parte? Vediamo chi parte. Vai, fate il tocco Fammi vedere, 3, 1, 2, 3. Vai. Godo, abbiamo vantaggio già per questa Sì. mancia. Questa è la nostra griglia. Esatto, è la nostra griglia qua. Ok, allora, ok. partiamo subito con un B1. B1. Splash! Che ha finito l'acqua, Andrea. Però dateci almeno siete sicuri? Splash dove? Che cos'è? B1 premi la I, fa la X, che le auto, la voce. Diciamo che... Ma ragazzi, guardate, partiamo bene. Perché chi ben comincia è già a metà dell'opera. Notte il cuore Vai. della griglia. L'hanno preso, Mirk. Tipo 2B o B2? B2 ragazzi, anche voi un bello splash. Già, io Eh sì, perché comunque non sono partito dalla Grandens. Io dico A2. Ma è stunato. Ho E visto ti la dico, faccia. sei sicuro, Andre? Sì, sono sicuro. E quindi splash! No! 1 a 2. Eh sì. Perfetto. Su 3 su 9. Controllo. Vai Antò. Vai, mi. A3. A3 ragazzi, siete sicuri? Sì. Fate male, perché affondate di nuovo. Nello splash. Uno splash. Quindi rivado io. B2. Colpito. Cammarini, Vai. la statistica. Sentiamo un po'. Fai un bel cerchietto già. Diciamo, è quello vero. È l'inizio. È quello vero. Pensa al nome del calciatore, è quello vero. Tu hai detto è quello vero, è solo questo l'inizio, è quello vero. Sì. Allora, È qualcosa Sarà di qualche non gioco di parole. calciatore, non è, secondo me non è un gioco di parole, è un giocatore tipo, capito, cioè magari un antagonista, una sorta del genere, Ah. ed è lui il più forte, capito, magari. Ah, è quello vero. Ci capito. Dite. Ronaldo. Ah, Ronaldo il fenomeno. Sì, ci può stare, vedi, questa è la l'assonanza. Camel. Ronaldo il fenomeno. Colpiti e Bravo, affondati. cioè, ottima coppia, bravo. Conferma sto cerchio. Vamos. Vai, date voi. E vabbè, dall'estremo all'altro, guarda, hanno fatto Tris. un triste splash. Quindi C1. Guarda. Ho già fatto le serie, a me. Vai. Io dico intanto C3. Splash! Mannaggia la miseria. Agarriamo un Antò. Vediamo. Poi mo che forza, avete 5 possibilità e ci sono 3 al quale dovete colpire. Almeno uno la chiappa. Andiamo su, andiamo giù. Sarebbe clamoroso non beccarlo. B3. Bravo. Ok. C'è colpiti, c'è colpiti. Colpiti. Gioca lo leggi tu? Sosia di Super Allan. Sosia di Superale. Vabbè. Tipo di Miciao. Te lo segno già. No, è Icardi sarà. Mauro Icardi. Sosia di Superale. Scusa. Allan può essere, che camisa super. Avrebbe detto qualcosa di lei. No, Sosia. Icardi, Mauro Icardi? Sì. Voglio. Pareggio. Colpiti e affondati. Mannaggia! Anto. Oh, ma non mi piace, fai la 1 perché A1. magari ci sta. A1. Ci sarà A1. No, ci sta. No, C'è, ah, allora, c'è. a C'è. fatto di esserci c'è, ma c'è un mare d'acqua, quello è il problema. Chiaro, ma come Mica guarda, c'è buon un'abilità. Dite voi. Andiamo su Avete fatto B3. C2. Ah? C2? Capito? Eh sì. Ah. Però l'indizio magari tipo. Torbiane. Esatto. Il mondiale è casa sua. Ah. Ma non è a casa sua. Quindi abbiamo detto anche ex calciatori. Sì, in generale sì. O è qualcuno che ha qualche record, capito? Gol, o uno che ne ha fatti tanti. che fa bene solo i mondiali. Ah! Casa sua. Però è generico, è molto generico questa cosa. Vediamo ragazzi. Vabbè, comunque se sbagliate potete pure dire un altro dopo nel caso. Il mondiale è casa sua. È Mondiale interpretabile. è casa sua.
Uno che ha giocato sempre i mondiali, ha fatto un Non sacco siete di lontani, dai, voglio darvi questa mano, non siete lontani a livello di ragionamenti. Soprattutto! Ma capì, io ho detto prima una cosa, non so se è quello, è questo qua. Io vorrei dire quell'altro indizio, quello che mi ero preso prima, però la capito, lo capiscono proprio. Ci sta però secondo me se facciamo qualcuno facile, più difficile. Questi ci possono arrivare, dai, È voglio. uno che segna tanto al mondiale. Uno Quindi? che segna tanto al mondiale. E quindi? Messi non possiamo dirlo, secondo me, perché... E quindi? Ma più C'è il altro, record, close, non lo so, chi c'è il record. più che altro è casa sua. Quindi ci stanno dando, ragazzi, degli ignoranti. No. Cosa vera? Il mondiale a casa su un altro che fa tanti gol al mondiale. Che cacchio ci sta? Marò. È complicato. Spariamone uno. Vai, sparate, sparate. Dobbiamo dire Cruz. Vabbè, l'abbiamo detto. Cruz. Miroslav Sì! Klose. Assurdo! Assurdo! Della storia del mondiale. Cioè, Due era. Sì. Quindi 2-1 per loro. Già, mo abbiamo 4 possibilità e 2 ce ne mancano ancora. Ok, allora Vai tu, faccio C1. Andiamo, piano. Sì, l'avete preso. Ok. Dietro. No, ma è No, assurdo! però- Cioè, su 4 aggiunati che hanno Dove la faccio sbagliato. vedere? Loro ne mancano 4 caselle, 4 giocatori. Sì. Qua la persona. A uno. A uno. No. Ultimamente ci ha fatto tremare. Ah. Oddio, Ya, stiamo per sbaglia. Quindi a noi ci ha fatto tremare. Lo sa, magari Ultimamente. terremoto, Questo diciamo che tra gli indizi rientra in quelli Ce l'ho. facili, fattibili. Sì, sì. E tu dici una, io ti dici una e io dico l'altro. Dici inizialmente una. Porca Vai. Porca miseria! 1-0 per loro, andiamo avanti. Vabbè ragazzi, partiamo noi, dai. adesso. Denti, vai. A2. Oh, Abbiamo preso titolo, diciamo la voce. Vai. porca miseria. Mix. Quindi A3. Incredibile, Non l'hai preso? incredibile. Vai, dici. Nominato calciatore polacco dell'anno per ben 3 volte. Chi lo sa, Aretha Bocchetto. Leva. Siete sicuri? Sì, diciamo Lewandowski. 1-0, famiglia Fusco. Incredibile! Colpiti e affondati. La tu gioca. B1. Diciamo, dopo la maschera, le pinne per sudare. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Cioè, voi state ragionando sulle cose. Io l'ho fatto C2. a casa. C2. Vai giù, ma com'è possibile? Già. Lo simula Andrea per un difensore qualsiasi. Cosa? Non ci capito. Lo simulo. Basta, non lo ripeto! Simulo Andrea per ogni calciatore. Ah. Lo simulo Andrea per un difensore Tre quasi. lettere diciamo. Vuoi avere un culo. No, vai giù. Un bel Kim. Sono... Allora, Sono essere fatto. Vai tu allora. bisogna toccare il fondo per poi risorgere. Ragazzi, dal 2-0 siamo nel momento più brutto, Critico. più critico Basta. della nostra carriera da youtuber, ma ora dirò B2. Antò? Siamo. Siamo ancora più in Ancora di basso. più. Non Siamo è in possibile. fondo, magari è ancora più giù. Quindi in fondo al mare. Vai, Allora, per l'ultimo. me, No, ya, ti per prego. me B1. Oh, finalmente. Splash, via. Dove tu? Statistica è. Mancate. Allora. Possiamo risorgere, fidati. A1. Autostrada. Vediamo se dopo averci colpito risorgerai o risorgerete. Indizio. Wow, è venuto a gennaio. Wow, è venuto a gennaio. Vabbè, qualcuno del Napoli, che ne so, un calciomercato. Diciamo, a Napoli non è venuto nessuno. Vabbè, lo pare che loro sono venuti. Vabbè, Venuto a gennaio. però io non ho detto Napoli, Guai, è venuto. Ma esclamazione. Wow, è venuto a quello- gennaio. Secondo me è Gio Felix. Pure ci può Cioè, stare. l'unico colpo veramente. È wow. Oppure un. Scusi, chi è Oppure venuto? un Clara anche, perché comunque è venuto a gennaio a PSG. Però se ne chiudo. Wow, se ne chiudo a gennaio. È venuto da noi, chi è venuto? Parliamoci da Rocafort, Billing e Asa. E Gio Felix. Per me, però valuta anche. No, però ci può stare. È venuto a No, gennaio. è l'unico. Allora, io lo penso come calcio, cioè a livello di calciomercato penso che sia l'indizio. Quando viene venuto a gennaio, hai visto? Cioè, già a gennaio è venuto Gio Felix. No? Non è lui? Tanto metto un puntino perché poi giustamente è dopo. Non lo so. Quindi tocca a noi. Vai. Pronto, vai. Ya, ti prego. Dico B2. B2. Andiamo avanti. Via. Ok. Ah, intanto diciamo un altro e poi proviamo a. No, vedere quello. no, ma allora ci posso. Ah, tu dici. Però ci potrebbero dare un altro indizio allora, volendo. Dai, siete un po' gentili, qualcosa che ci. Vabbè, stavate sulla buona strada. Pura strada. Un calciomercato. Oh, state sulla buona strada. Quello All'inizio della- non è una capacità. Jimenez, buona strada, capito? Chi è venuto? Jimenez, Walker. Ma però siamo sempre lato Milan. Hait sta molto vicino a Hait. Jimenez, però è venuto a gennaio. È Jimenez, però. È lui, è l'altro unico che potrebbe È essere. perché uno del Napoli, capi, che dici, guarda, è venuto a gennaio, no. No, in Okafor non penso che è Okafor. Jimenez.
Gimenez. Sicuri. Lo sapevo. E Gimenez. E Gimenez. Godo! Oh, però possiamo dire pure un altro coso, no? Quindi C1. adesso Dannetti, immagino. Un bel buco No. nell'altro. L'ennesimo direi. Oh, arrivo io, manca l'ultima, poi siamo 2-1. Antò? Io sono sempre convinto che un altro sta vicino. Ah, vicino? E quindi dico B3. Andò. Niente. Godo! Quanti ce ne mancano? Ce ne mancano 2. Quattro. 4 e ce ne mancano 2, abbiamo il Sì. 50% di possibilità. Aspettate un attimo ragazzi, una chiamata di lavoro. Diciamo infinito. Il più lungo da sempre. Andre saluta. Saluta. Ciao ragazzi. Ah, c'è una sbavata niente ma. Ma che state da te? Salve! Andrea! Ma siete scemi? No, ma perché? Andre, stiamo lavorando. Tu che stai facendo? Niente, sto giocando a frega. Perfetto. Ciao ragazzi. Stiamo un attimo registrando, aspetta Andre. Ci vediamo dopo. Va bene, va. Anzi aspetta, è il turno nostro. Andre, devi dire C2, C3, B3 o A3? A3. A3. Come i fogli, A3. Niente. No, ma Andre, A3. Una squadra, niente male. La facciami. Ma vaffanculo Andre. A2. No, godo. No! Guarda, tre possibilità ci sono due giocatori. Mo seriamente, no? Guardate il gioco del video. Cioè, Uno in B3 l'hanno messo. Secondo me pure, lo stavo dicendo pure io B3. vedo B3. il 66%. B3. Non via, tanto. B3. Vai. Questa volta avete preso. Colpito, vai. L'inizio è? Costi troppo per noi. Vabbè, coso, Carnaccio. Sì, penso è Ma il... dei Iemi, no? Costi troppo per noi e Carnaccio. Sì, Diciamo prima non me lo no, faccio Carnaccio. Mana direbbe, è vero, sì. Godo! Avete ragione. Bene, oh, 2-2, ragazzi, io l'ho detto che bisogna toccare il fondo. Propai! E voi, adesso, cosa chiamate? I pompieri. C1. No! Ah no, però dobbiamo i pompieri per spegnere comunque un po' d'acqua. Frate, C2 o C3? Ce ne tocco, tu sei C2 e io C3. Questa è 1, decisiva, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Io che ero? non mi ricordo. Ah, ok. C2. C2. Per poi No. Fondari. No, veramente? È A. No! Voglio che situazione! Allora poi manca 1 e A3. Che autostrada prenderete? C3! Godo! No! Calma! Vabbè, Quindi C3. C3 no, guai incredibile. Eh sì. C3. A me era Inizio. C3, appena. Andrea, calma indoviniamo forza, perché io sennò poi... Vabbè, dipende se loro indovinano l'indizio, perché il nostro indizio non È è... difficile, non me lo ricordo nemmeno. Vai. Vabbè. Futuro capitano per Conte. Alessandro, buongiorno. E quindi, buongiorno e buonanotte. 1-1, chi la fa? Vinci. Partite voi. Gli sconfitti stavolta. Andiamo, vai io. No, non può essere al primo colpo, ti voglio bene. B2. Andrea? Occhio. No! Godo. Facciamo noi B2. Ma dici che Ma dalle qua. Facciamo dalle qua. B2. Meno male, va a giocare latte dalle qua. Dalle qua lo Che può acqua. fare. Vai. A3. Niente. Niente male. Io dico... A3. No, no, B1, io dico secondo me B1. Colpito. Colpito. Colpito! Vamos! Vediamo, colpito. Argentino classe 88. 88, quando anni non sono bravi in Allora, matematica? 12 più 25, 12 più 25 fa 37. 37 anni, Ora nel argentino. Messi. Ora nel Messi o anche il Di Maria. Due sono le soluzioni, Capel. O Higuain. Ne sono un po'. Ah, facciamo. Per me anche il Di Maria, non è Messi perché secondo me vogliono fare il giochetto. Per me, Vogliono mettere la rete. per me anche il Di Maria. Ma sei sicuro che hai 37 anni? Secondo me sì. Ma pure Messi, sei sicuro che hai 37 anni? Messi c'ha 30... Sì, ma perché Ronaldo ce n'ha 40 e Messi ne ha 3 in meno. Però anche Di Maria mi pare abbia la stessa età. Per me è Di Maria. Allora, noi diciamo Angel di magia. È sbagliato. Però Di Maria, Vabbè. non lo sai. Ne posso dire. No, però Spizzi, voglio di 50 la figura in me. E per quando hanno tempo? No, non è una figura di me. No, ma se noi siamo su quell'età là. Sì, sì. 88. Eh, Incredibile! vabbè. Messi, fra, per forza. Sì, no, però pure i Guain, effettivamente, più o meno se noi siamo su quell'età là. Vabbè, dopo magari ci possiamo dare un altro inizio. dai. Vai. C2. Niente! No! Godo! Andiamo ancora là, andiamo. Allora, siamo sulla lunghezza d'onda di quello... La classe è quella, quindi... La classe non è La acqua. classe è quella, allora è Messi, va giù. O Higuain, è Messi e Higuain, fra. Vabbè, c'hai un Messi, Però sono stati così scontati nel scrivere una cosa appunto, così scema per appunto. Messi. O magari, Perciò prima tutti o uguali. magari dicono Messi, non dare un indizio scontato. Camari ci di Guain. Oh, Abri è Messi. Fai tu. Hai detto prima di Maria. Facciamo i Guain. Non è Higuain. Messi, fra, mannaggia quello. Ma è così scontato. Capito? Indizi e Messi. Cioè, non gli rende Classe onore. C3.
Water Cacchio. Tanto vai, io sono nero sto. A2. A2 preso. Ah, Gol spettacolari contro il Napoli. non è facilissimo come indizio, però... Ma io ce l'ho, ho 4 lettere tanto. Quello. C'ho io. Poi io c'ho quello. Diciamo al massimo sbagliato. Con E. Non è come vi ho dato l'indizio e ci potete Capito che- dire cioè non voglio sapere troppo, però Di quello. di quello là. Sempre tanto più uno, voce. però. Messi, bravi, che cazzo è? Attenzione però. Ecco, inizio. Ti ricordi come l'indizio? Classe 88. Classe tutto argentino. Sì, ma non è riferito. No, Non è riferito alle date, dite ci sono questi, No, è è riferito alle date. Questo, quello che sta toccando tutto andotto l'Argentina che è forte. Ma se no questo qua ce lo lasciamo un attimo così in sospeso. Lasciamocelo in sospeso, tanto comunque vai. Diciamo una cosa. C1. Vai, va bene. Water. Ma com'è possibile? Fratello? Guarda, cioè... Si conosce tutto, no? Ah, poi... Ma indovina che Lì, l'altro indizio dobbiamo dare. Eh, Boh, dai, se non è quello è l'altro, dai. Che non mi ricordo. Quagliarella. Non è No, no, Quagliarella! Però infatti è molto a trabocchetto. No, come io pensavo indizio. avessero detto. Cioè, pensavo avesse detto con E e quelle. E quello è il giocatore, pensavo Ho avesse. pensato l'altro, ho pensato l'altro. No. Allora, dopo vediamo un altro indizio migliore. Vai, Anto, che ne mettiamo? Mi ricordo se prima c'era là, se c'era C3 prima. Se no B1. No, no. Allora, visto rimane per esempio in sospeso. Vai, fa tu. No, cioè, voglio sapere qualcosa però su questo. Ci sta, volete dire tanto qualcosa? potete- Ci sta qualcosa. Qualcosina, non so capire, fra. Allora no, il ma gruppo. non- Boh. Il gruppo. Ma lo conosciamo ovviamente. Ovvio, wow. Come fai a non conoscere? È impossibile. Non È è famoso. Famoso. È famoso per uno scudetto incredibile. Uno scudetto vinto in maniera incredibile. Beh, scudetto si deve per Serie A, quindi. No, aspetta, un Allora campionato. Un Leicester. campionato. Leicester, fra, cioè, se tu un campionato incredibile, Leicester. In modo incredibile. Cioè, ora che lo ascoltate dite non è possibile. Il nome è grandissimo, comunque, non è che stiamo parlando di nome Sì, piccolo. non è, cioè non è. Che mala luna. 80. Classe 88. No, nel senso che ha vinto lo scudetto nell'87. No, No, quella è soltanto. No, la classe 88 è quella. Cioè, lo scudetto incredibile, bro. Porca puttana, Sergio Agüero, non ci credo. Agüero. Non ci credo, Sergio Agüero. L'errore è di Messi, perché Messi non 88. Quanto hanno detto? 87. Hai visto? Gli dà critica inutile. E guarda quando ho scartato. L'errore di tre. misura era quello, di un anno. Agüero, vai. Poi diciamo anche la casella. Sì, abbiamo fatto tutte a C. C2 stavolta. Non ci hanno messo. Allora, questi pure che non l'hanno messo proprio. C2. Non l'hanno messo. Non l'hanno messo proprio. Ok, no, vabbè, c'era l'uovo zero. Allora, diamo in indizio. Per quello. Sì. Cioè, qual era? Non mi ricordavo. Non siete molto lontani. Ha fatto gol spettacolari contro il Napoli. Non siete molto lontani da. Non è molto lontano da Quagliarella, anzi. Infatti. Di Natale. Dite Non è molto lontano. Di Natale. Antonio Di Natale. Colpiti e affondati. Guarda, facevo solo gol clamorosi contro il Napoli, tutti i firri zeccato. Fuori aria da 40 metri. Vai, Sì. Dite anche voi la casella. C3. Inter. Oh, allora, questo. Fratello, vuoi te ne Calciamo impegnare, fra. Eh sì. Però sono 4, incredibile. abbiamo il 50%. Abbiamo Come anche loro, noi, come sì. loro hanno sbagliato, lo sto sbagliando. Esatto. Però non dobbiamo sbagliare. Hanno fatto B1 e hanno fatto A2. A2. Water. No, Andrea. Frate, ma la già fa, ma è una cosa incredibile. Anto, vai. Possibile. C1. Presi. Poi ci sta. Colpiti. L'indizio è casa, dolce, casa. Questo è un bel indizio. Chissà, raga. Io ce l'ho. Anche io. Anto, ma è cileno. Al mio 3, 1, 2, 3. Neymar. Che ci devo? Perché pensavo Sanchez. No, Neymar. Neymar. Diciamo. Mannaggia miseria. Vabbè, Buon ma Neymar. ci vuole imprese per non chiappare. Eh sì, un chiapparo, Andrea. Hanno fatto B1, per me hanno fatto B1, hanno fatto pure B3, però fai tu. Fai tu, no, però fai tu. B3. Non è possibile. Mi piace. Sì. Ah, ok, vai. Però perdo sempre in finale. Cosa? No. Perdo sempre in tira. Maldini. Oggi pensare No, a per pensare a qualcuno Aiuto, non lo so, Aiuto, però capito, però. Allora, io ho in mente Maldini che ha detto perdo in finale. Harry Kane che c'ha la maledizione, però non lo so. Però potrebbe essere. Chi? Conosce Harry Kane. Potrebbe Però essere. perde sempre in finale. No, no, qualcuno della Juve è troppo generico, capito? Perdo Buffon sempre- l'ha detto. Sono Sono un po' di giocatori, guarda, io indizio molto. a me proprio appena sentito la frase, subito ho Allora pensato. dico, pensate non alla finale di una competizione Ok? solo. Ah, ok. Quindi poteva essere anche perdo sempre nelle finali.
no? Mi ricordo questa frase l'ha detta Maldini. Cioè no, Maldini ha detto sono i giocatori più perdenti della storia, disse. Non era Maldini, non disse questa frase. Quindi vai, buttati tu con... Non è Maldini. Ah beh, Buffon non ci poteva stare, però ha specificato, non pensare solo ad una competizione, quindi può essere pure, che ne so, pure una finale di un'altra cosa. Se non ha vinto il mondiale, Buffon. Se no è Kane, come hai detto tu. Diciamo, avete 5 secondi. Grazie tanto. Sì, infatti. La prima Buffon e poi... Però Però poi- aveva giù la finale mondiale, non è Buffon. Però, vai. C'è Buffon, ma non siamo convinti. Non è Buffon, infatti. Ok. No. Allora manca uno e... Sì, perché prima hanno messo A1 e B3. B2. No, B3. B3. Somiglia a Silvestro Baff. Oh, Ma penso, bravo anche. boh, Pezzo, Bukayo Saka. Barfus. Mannaggia la miseria. Ma che cazzo è questa la finale? Ma no, non dovete commentare, noi dobbiamo saperlo! Chi è? Chi sei? È È un'icona. È un'icona e ti dico c'è Chelsea-Germania. Centrocampista. Ballack. Sì. Ok. Ballack, no, poi io non sarei mai arrivato, mai. È famosissima sta cosa. Ha perso sempre finali Champions, europei, mondiali. Ha perso tutte le finali della No, sua non lo vita. sapevo, cioè non l'ho mai sentito, però sì, se lo dico. Vabbè ragazzi, se vi è piaciuto questo gioco, vi siete divertiti, ne volete altri, lasciate un bel mi piace, un bel commento. Noi ci vediamo in un prossimo video, speriamo vittoriosi e voglio. Ciao!